Allora il servizio è proprio per la formazione di Verona con Darlan, ricezione da parte di Ploteniski, Giannelli al centro per l'attacco vincente proprio di Crosato. La sua conclusione fucilata, il palleggio di Sani, il bagherone di Christensen, l'attacco di Keita che non passa, ancora Giannelli dall'altra parte per Bentara, benissimo sempre Staforini. Allora Keita, il pallonetto millimetrico su Giannelli in palleggio, adesso c'è Ploteniski, arriva Semeniuk, murato, ancora Ploteniski, ci crede ancora su Semeniuk, il muro, c'è la ricostruzione del gioco da parte di Rana Verona, arriva Darlan. Semifinale un assalto flop. Eccezione da parte di Semeniuk, l'attacco ancora del 16, ma c'è un super murone da parte di Vitelli. Cosa si inventerà? La ricezione perfetta da parte di Colaci, poi c'è Giannelli che non riesce a palleggiare, arriva invece la chiusura da parte. Ritorna a giocare con Vassim Bentara al servizio, ricezione di Keita precisa, ancora Staforini sulla corsa di Keita, guarda dove ti piazza il pallone. La battuta sempre di Verona, riceve al limite Colaci, poi Giannelli per la giocata funambolica di Semeniuk. Con squadra di Verona al servizio, riceve Ploteniski, Giannelli inventa per Bentara, questa volta chiude con classe, con tranquillità e con il cinismo che accompagna la Sirsus a Sky Perugia. Proprio Semeniuk, posto 6, fucilata su Staforini, bravissimo a tenere la palla in campo, ancora Keita difende come può Perugia, poi Colaci domestica il pallone, Ploteniski, ma qui c'è un grande muro di Vitelli. Vediamo Ploteniski, palla tesissima su Staforini che toglie la palla proprio a Bonisoli, poi c'è Darlan in bagher nella metà campo di Perugia, allora il palleggio di Giannelli per Crosato. Si torna a giocare, quarto set, allora già decisivo per la possibile assegnazione del trofeo. Il servizio di Darlan, la sua battuta corta, cortissima, ace bellissimo di Darlan. Palla decisiva, il nastro, ricezione di Sani, palla in testa a Christensen, l'attacco di Darlan sulle mani del muro, se ne va così la prima, la zona 1. Forza, la palla se ne va fuori, e Perugia conquista la Del Monte Supercoppa, Superlega.